A Padova ora dove fa discutere l'iniziativa dell'Ateneo di adottare, come peraltro fanno già altri atenei, un libretto universitario che riconosca la condizione e l'identità degli studenti transessuali. Vediamo. Una proposta che verrà presentata dal Rettore in Senato accademico, una proposta che, se approvata, prevede la possibilità per gli studenti transessuali di avere una carriera alias, con doppio libretto e doppio badge. Attraverso un patto a carattere privato con l'università, lo studente potrà scegliere il proprio nome, diverso da quello che compare sulla carta d'identità, e con questo potrà sostenere tutti gli esami. Un addetto in segreteria trasferirà le informazioni tra la carriera alias e quella legale, fino alla laurea. È una grande conquista che porterà l'Ateneo di Padova all'avanguardia rispetto ai diritti civili all'interno del nostro paese, perché appunto dopo le esperienze di Torino e di altre grandi università finalmente anche qui potremo dare una tutela a chi oggi non ce l'ha, ovvero a quegli studenti che sono in una situazione particolare, che è quella del cambio di genere. A seguire passo passo chi deciderà di usufruire del servizio ci saranno i docenti tutor che verificheranno anche l'efficacia della soluzione. Su 65.000 studenti, assicurano l'Unione degli Studenti Universitari e l'associazione Anteros, qualcuno di certo si farà avanti. Nelle università in cui è stato attivato questo servizio abbiamo avuto 1 o 2 persone l'anno che hanno utilizzato l'Università di Venezia. In 2 anni sono già 4 persone che hanno utilizzato questa possibilità.